Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del direttore e di Stefano Avellano, il nostro pasticcere. Dunque facciamo una carrellata, vediamo cosa abbiamo organizzato. Abbiamo organizzato 50 sfumature di zeppole con l'aiuto del nostro pasticcere e un'idea di Michele Sergio e Massimiliano Rosati. Partiamo direttore, mostratecele tutte. Partiamo. Io comincio da qua, Stefano, poi vieni tu di là. Allora, questa qua è a banana. Poi abbiamo questa qua a duplo e Mikado. Abbiamo questa qua a torroncino. Sì. Poi abbiamo questa qua M&M's, zuppa inglese, Sì. mela verde, abbiamo Smarties, Red Bear, all'ananas, Mikado, Casa. Abbiamo Rocher, abbiamo a tè verde e fagioli rossi. La classica fritta alla mimosa, ai frutti di bosco. E poi abbiamo questa qua, classica forno. Abbiamo la fiesta, Ringo chiaro e nero, ai fragoline, ai wafer, a bacio, abbiamo cannolo, cassata. Questa è la pastiera, la classica nel classico. L'ultima vostra. Questa qua invece è a cioccolato e Nutella. Nutella e cioccolato. Mentre invece il pasticcere di queste altre Per 25 me sfumature. abbiamo quest'altre 25 tra il classico e il ragazzo. Stracciatella, fragola rossa, fragolone rosa, moscerie, yogurt, la nera e la caramellata alla marina, oreo, Flashmon, caffè, ricotta, babà, pistacchio, limone, Ringo White, Bounty, Black e White, pan di stelle, cereali, Kit Kat, tiramisù, albicocca, nocciola, duplo. Dunque perché in occasione della festa del papà si mangia la zeppola? Come funziona? Quali sono le zeppole preferite dei napoletani? Le zeppole preferite sono le classiche, sarebbe quella fritta e a forno. Poi abbiamo tutte queste varianti realizzate dal nostro pasticcere Stefano e in più perché la zeppola si associa alla festa del papà, il 19 marzo, perché è San Giuseppe. Questa è una tradizione antica perché vengono sempre dai conventi tutti questi, perché la zeppola è una pasta lievitata fritta. Ho Poi c'è capito. anche quella a forno Quella a che forno. Vogliamo salutare quest'anno tutte le l'abbiamo persone che variate. invitiamo qui a San Giuseppe? Ti Come no? aspettiamo tutti al Cambrinos. Un attimo, aspettiamo domenica che abbiamo una degustazione della zeppola Del gigante che il zeppolone nostro grande, pasticcere qua ci ha fatto per domenica, è una grande sorpresa. Vi aspettiamo tutto domenica alle 10:30. Buona giornata. Buongiorno a tutti.